Buonasera a tutti, ho chiamato da poco Alberto Stefani, gli ho fatto i complimenti per la bella campagna elettorale, per la fiducia che ha ricevuto dai veneti, gli ho augurato un buon lavoro, ci sarà molto da fare perché dobbiamo veramente rilanciare la nostra regione, penso che sia importante da qui in poi concretizzare un bel piano di rilancio del nostro Veneto. Poi ringrazio la mia coalizione che ha permesso di segnare un punto importante, abbiamo raddoppiato la nostra presenza numerica, la nostra consistenza in Veneto, da qui si riparte, l'abbiamo sempre detto con la coalizione e ringrazio i partiti che hanno lavorato molto bene, soprattutto il Partito Democratico. Non era una battaglia di testimonianza, era proprio un'idea, volevamo portare la nostra idea di sviluppo, di rinnovamento, di discontinuità, un futuro per un Veneto più uguale e sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Partiamo da questa rappresentanza di un Veneto su tre che ci responsabilizza molto, quindi da domani il mio compito sarà quello di lavorare per una sempre maggior coesione del centro-sinistra in Veneto nel Consiglio regionale per poter essere un'alternativa credibile, sempre più forte, sempre più impattante nel nostro territorio veneto. È stata una campagna elettorale dove abbiamo proposto idee, abbiamo proposto visione, abbiamo proposto futuro e quindi devo veramente ringraziare tutti i candidati che si sono spesi fino all'ultimo, tutte le persone che ci hanno dato la fiducia, i partiti che hanno lavorato per far sì che si potesse parlare di una politica vicina ai cittadini. Mi dispiace molto il dato dell'astensione, penso che ci debba far pensare tutti e pensare in che modo la politica in genere debba rinnovare la fiducia e anzi riacquistare fiducia da parte dei cittadini.